Buongiorno a tutti ragazzi, stavolta un allarme sanitario medico. In Messico ci sarebbe una mosca nera che trasmette un virus mortale. In effetti questa mosca nera porta questo virus un po' particolare, si chiama Aedes Thaneutius e trasmette un virus mortale che causa l'encefalite equina. Il Ministero della Salute dello Yucatan ha spiegato che la presenza di questa mosca è sempre più comune in varie aree dello Yucatan e del paese e che può trasmettere malattie come l'encefalite equina e che può colpire quindi anche le persone. Quindi massima allerta a chi va in Messico, ragazzi, fate attenzione a queste, mosche. Poi a parte le mosche, questo virus sarebbe anche trasmesso dal morso di una zanzara infetta che ha morso uccelli infetti. Ciao Andrei, ciao, buongiorno. Quindi mi raccomando, se andate in questi posti, massima attenzione, perché questa zanzara morde un cavallo con questa malattia, poi vi morde a voi, vi mischia questa encefalite equina, quindi che può essere mortale. Quindi massima attenzione, bravo, la meglio cosa. Quindi massima attenzione ragazzi, chi va in Messico, attenzione a questa mosca nera e alle zanzare, quindi se potete ragazzi evitatelo proprio. Quindi difatti ci stanno parecchie persone che stanno andando in ospedale per queste cose qui. Di certo le prospettive non sono buone, non c'è una cura, quindi grazie, quindi non ci sono cure ragazzi, quindi se la prendete e a come vi viene, c'è chi si salva e chi no, poi dipende anche dalla persona che come è forte, resistente, è malata, non malata, poi questo dipende dalla fortuna pure, diciamo così. Quindi se potete evitate di andarci, quindi vi auguro una buona giornata e come sempre ci sentiamo al prossimo video ragazzi.